SMS abbiamo Tony che dice: questa canzone ce la dovrebbe dedicare il sindaco Pisapia per quello che ha fatto a Milano. Questo è il pensiero di Tony. Mentre, vabbè, è inutile che ve lo dica, gettonatissima Elsa Fornero, che a sua volta dovrebbe dedicare questa canzone a tutti gli esodati. Secondo almeno 3 dei vostri SMS sono riuscito a tirar giù Sandro, Alberto e Michele, un abbraccione a tutti e 3. Anita la mette invece sul privato, dice: perdono, la dedico al mio vicino di casa a cui oggi ho involontariamente calciato lo zerbino in fondo al corridoio, ero in ritardo e non gliel'ho sistemato, chissà se quando torna a casa riuscirà a risolvere il giallo. Ci scrive. Poi abbiamo anche un berlusconiano che dice: dovrebbero dedicarla a Berlusconi dopo anni di fango, e questo è il nostro amico Ale, insomma anche un berlusconiano qui durante il nostro venerdì culturale di Rebelot. Vedete come saltano gli stereotipi. E comunque in materia, diciamo così, giudiziaria, Caterina Caselli non è stata da meno, perché ha toccato anche quel tema lì con forse la sua canzone più famosa. E voi a chi la dedicate, oppure chi vi fa venire in mente quest'altra canzone della nostra Caterina che oggi mi compie gli anni? È questa qui, è inutile che dico qual è, dai. La verità. Giudicare letture ambivalenti da parte vostra, perché diciamo che la maggioranza, e non mi stupisce perché questa è una radio che ha un pubblico interessato alla politica, la maggioranza di voi ci ha visto, insomma, l'esempio dell'arroganza impunita, e quindi nei vostri SMS, ad esempio, quello di Enrico è tutto per Renzi, che insomma è stato condannato dalla Corte dei Conti, ma comunque non c'è trasparenza secondo lui su tante vicende, quindi nessuno lo può giudicare. Riccardo tira in ballo D'Alema, mentre Elena ancora Napolitano sulla questione Stato-mafia, queste questioni così residuali che ogni tanto ancora occupano i vostri pensieri. Pietro invece da Como più
informato, tira in ballo il sottosegretario Castiglione del Cara di Mineo, mentre c'è anche chi la mette sempre sul lato privato. Sono le donne che la mettono sul lato privato quando vi pongo queste domande tra il serio, il faceto e l'ozioso. In questo caso è Serena Davanzaghello che dice: io questa canzone me l'ascolto nelle orecchie ogni volta che devo decidere come mi vestirò durante la giornata. Insomma, nessuno ti può giudicare, Serena Davanzaghello. Dall'altra parte ci sono anche delle interpretazioni in chiave invece positiva, perché il testo di questa canzone è un testo di una indipendenza, del fatto che insomma sta di casa qui la felicità, nessuno vi può giudicare, la verità ti fa male, no? Da questo punto di vista. E quindi ci sono quelli che ad esempio sono Aldo e Sergio, che insomma ci vedono un po' un inno all'indipendentismo seppur personale. Questi diciamo sono alcuni degli SMS che ci state mandando, mentre ci ricordate, ce lo ricorda Celestina da Treviso, che oggi compie gli anni anche Patti Pravo, e quindi vediamo di rendere omaggio anche lei. Ma prima io non posso, prima di andare da Patti Pravo, che grazie a Celestina me l'ero persa, non possiamo non dedicare a qualcuno quest'altra canzone di Caterina Caselli. Allora, per questa canzone Sono bugiarda, correva l'anno 1967, sempre Caterina Caselli, di cui oggi festeggiamo il compleanno, sono arrivate un po' di dediche. Una giornalista più di tutte, ad esempio per Federico Dal Benga, è Lily Gruber, che dovrebbe insomma vedersi dedicata a questa canzone, immagino per il ritornello secondo Federico. Poi abbiamo la Serracchiani per Davide, che ci scrive, è ossessionato, non riesce più a guardare la televisione perché ha paura di vedere la Serracchiani. Pensa, raccontalo ai tuoi figli, Davide, guarda che se non vai a dormire ti metto davanti a Ballarò e potrebbe esserci la Serracchiani, se è spauracchio e così pare essere.
esserlo almeno nella tua vita catodica. Per Alice invece è la Alessandra Moretti. Insomma, la buttate molto in politica quando si parla di queste cose, ma ci sono anche dei messaggi privati, alcuni li abbiamo letti, insomma quello dello Zerbino, quell'altro di prima che era, adesso non lo ricordo bene, però insomma un altro messaggio giocoso, nessuno mi può giudicare, quindi che cosa mi metto all'armadio. Ne abbiamo però anche uno più serio che però vale la pena leggerlo, perché insomma i sentimenti hanno bisogno di espressione. Radio Padania è qui anche per questo. Ornella chiede perdono a suo marito per il 13 novembre scorso, quando è venuto a mancare lei non c'era, e quindi questo è qualcosa che avevo voglia così anche di leggervi, anche se ovviamente porta un pochino di tristezza. Però Ornella, un abbraccione a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. E intanto anche all'amica che ci ricordava invece che oggi sarebbe il compleanno di Patti Bravo, io le dico, non è il compleanno di Patti Bravo oggi, era ieri il compleanno di Patti Bravo. Quindi, nonostante questo, visto che ieri ci siamo occupati di zingari e altre questioni legate a quelle parole che non si possono più usare perché sono diventate illegali, uno viene bannato da Facebook se le usa, io direi che può essere però Patti Bravo una buona colonna sonora per l'iniziativa che ormai è agli sgoccioli. Ormai sarà domani e dopodomani, l'11 e il 12 di aprile, in più di 1000 piazze in tutta la penisola italiana troverete dei gazebo curiosi, perché saranno dei gazebo della Lega, dei gazebo di Noi con Salvini, dei gazebo anche di cittadini che si stanno organizzando autonomamente dal marchio così elettorale propriamente detto, e che vi mostreranno dei curiosi moduli in cui voi sarete chiamati a rinunciare alla vostra cittadinanza italiana per riuscire finalmente anche voi ad avere tutti i diritti e i pochissimi doveri di un clandestino richiedente asilo in questo paese. Potrete scegliere tra molte strutture a 3-4 stelle, con piscina, senza piscina, vitto, alloggio compreso, scheda telefonica, pocket money come scrivono nei bandi le prefetture, ma anche corsi di lingua e perché no, corsi di ballo, perché no? A questo punto io direi di aggiungerci anche questo, perché non è che uno può stare tutto il giorno lì a mangiare e bere a spese del contribuente o imparare la lingua. Perché non anche corsi di mazurka? Ebbene, se questa vi pare, a me sembra un po' una pazza idea.
casa, in automobile. Sai che non si fa più questa cosa dell'accendino. Io che ormai faccio vita riparata, ma sono andata a un concerto, al momento, diciamo, più emozionante del concerto, tutti hanno tirato fuori lo smartphone e con l'accendino eravamo soltanto io e un signore, insomma, comunque che sembrava avere qualcosa a che fare con la recente chiusura degli OPG, ma così, questa era una mia impressione estetica. Tra 6 secondi andiamo in pubblicità, poi c'è il giornale radio che ci aggiorna su tutto e poi torniamo in onda con il nostro Rebelot del venerdì. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di 10 euro. Farmacie aderenti su vichy.it.